Buonasera, buonasera, buonasera un cavolo. Sì, già 300, bene, benissimo. Una parola sola. Traditore. Spero sia chiaro, spero sia chiaro. Traditore. Con la gente che muore, con la gente che muore a centinaia, con la gente a casa senza soldi, hanno aspettato 3 settimane per dare esattamente l'ok a tutto quello che era stato progettato subito all'inizio, senza passare un secondo in Parlamento a prendere un mandato, perché sapevano che non l'avrebbero avuto, perché sapevano che era quello che dovevano fare, perché sapevano che dovevano tradire. Io penso magari, veramente, in questo caso mi spiace, ma non posso scusare quelli del 5 Stelle, perché ce l'abbiamo detto in tutte le salse, ma no, ma vedrai, vedrai, vedrai. Hai visto Conte come ha combattuto, eh? Hai visto Conte come ha combattuto all'Eurosummit, hai visto in mano a un traditore, in mano a un traditore. Queste sono cose che rimarranno purtroppo nella storia patria di quando abbiamo detto o fatto finta di andare a combattere contro l'Unione Europea, faremo da soli, l'intervista alla Bild, l'Europa cade, così di questo tipo. Fino a ieri era no al MES, sì agli Eurobond. Sì al MES, no agli Eurobond. La telefonata di oggi della Merkel. Ho chiamato Conte. Siamo pronti a un accordo. La svendita dell'Italia, invece che farla in Parlamento, invece che proporre una maggioranza che non c'è, ovviamente, per decidere una cosa del genere, decisa da una telefonata della Merkel, che ha chiamato il suo suddito perché eseguisse subito, trovato subito l'accordo. E il Perché poi ci sono diverse sfumature di traditore, perché le persone sono tre: Gentiloni, Conte e Gualtieri. Gualtieri, lo zerbino, ha avuto pure il coraggio di fare il tweet dove non alza gli occhi e dice: messi sul tavolo gli Eurobond, messi sul tavolo per fare come si chiama? La tovaglietta. Messi sul tavolo gli Eurobond, ma messi sul tavolo dove? Ma cosa? Ma far che? Messi sul tavolo gli Eurobond e tolte dal tavolo le condizionalità. Ma, ma condizionalità di cosa? Intanto, guarda caso, c'era il ministro olandese che con una bella facciona subito istantaneamente diceva: ci sono le condizionalità. Puoi spendere quanto vuoi se hai bisogno delle barelle, se hai bisogno delle siringhe, per qualsiasi altra cosa, compreso gli stipendi di chi sta a casa, compreso chi è chiuso a casa, comprese le imprese simili. No, lì ci vogliono le condizionalità. E tra parentesi, anche dopo che hai speso quello che potevi fare per le siringhe e le barelle, istantaneamente l'emergenza, ritorna esattamente il monitoraggio come prima. Tutti i giornalisti stranieri, MES ok, Bei ok, Sure ok, tutte cose di cui non si è mai parlato in Parlamento, tutti strumenti con cui ci si andrà a indebitare direttamente con l'Europa. E vedrete che questo fenomeno andrà a dire, e verrà a dire: ma noi tanto mica chiederemo i prestiti del MES. Ah no? Non chiedi i prestiti del MES? E allora perché cos'è il MES? Per la Germania? Per l'Austria? Che vergogna, che schifo essere rappresentati da questa gente. E questa purtroppo mi spiace, tutta responsabilità
dei 5 Stelle che in una maniera o nell'altra, pur di rimanere aggrappati lì quando a un certo punto le cose non funzionavano e non andare a votare, perché ovviamente, sai, la poltrona serve, ci hanno portato la von der Leyen, Gentiloni e Gualtieri e Conte. Questo bel terzetto. Quando, vabbè, va, meglio che non apro il libro, poi le metterò tutte in fila, le metterò tutte in fila. Però intanto per adesso cominciamo subito, giusto per capire, a domandare immediatamente le dimissioni e se non si dimette, e ovviamente non si dimetterà perché lo Zerbino dirà io, ma guarda, il mio mestiere l'ho fatto, mi hanno pulito le scarpe proprio bene, c'era anche su un po' di cacca di cane, no? nella scarpa, me l'hanno passata proprio sopra e io ho fatto bene il mio mestiere, con le mie piccole setoline ho tolto tutto quello che stava sotto il Vibram, no? dell'olandese. Bene, proprio nel giorno in cui quelli del Welt ci dicono che i soldi vanno ai mafiosi e cose di questo tipo, bene, ma, ma si riuscirà mai a avere un minimo di riscatto per questo sfortunato paese? Ma perché sempre dobbiamo essere gli zerbini del mondo? Ma perché sempre così? Ma perché nella storia non, non siamo mai riusciti ad avere, non dico un qualcosa che potesse ricordare il passato glorioso che abbiamo avuto, ma un qualcosa che almeno ci si avvicinasse, almeno negli intenti. No. Se io penso, qui nel cimitero qua sopra, quanti sono, ogni tanto quando vado a salutare mio nonno, quanti sono quelli che sulla lapide hanno scritto Cavaliere di Vittorio Veneto? Quindi gente che in una maniera o nell'altra era riuscita a renderci orgoglioso di essere italiano col sacrificio, con la morte, eppure erano riusciti, quando tutto sembrava perduto, quando la sconfitta sembrava vicina, a riuscire a reagire e combattere. Qui abbiamo Cadornicchio e abbiamo una serie di traditori. Troppa paura, andar là e dire no, ribalto il tavolo. E qui capiamo anche che Rivera era innocente. Quando si diceva, beh, ma allora qui Rivera rischia di essere infedele in affari di Stato. No, Rivera va rivalutato, Rivera ha fatto il suo mestiere, perché, dato che Gualtieri ha dato esattamente l'ok a tutto quello che era nella bozza del gruppo di lavoro, ha eseguito gli ordini. Quindi, scusate, mi scuso personalmente con il dottor Rivera che, seppur contro gli interessi nazionali, ha fatto quello che il suo capo evidentemente gli ha detto di fare. Il traditore è solo uno, Gualtieri. Un'altra delle medaglie che il Partito Democratico ha regalato al nostro paese. Vergogna, vergogna, schifo, schifo e vergogna. Uno dei momenti più bassi della storia repubblicana. Gualtieri, ci vediamo in Parlamento. 5 Stelle, ci vediamo in Parlamento. Dovete avere la faccia dopo che avete parlato tutta la vita contro il MES, a leggere in aula i nomi di chi l'aveva approvato, a leggere in aula i nomi di chi l'aveva approvato il tradimento del MES. Ed ecco che il vostro ministro prende e lo approva e vi dirà no, ma noi non lo usiamo, vergogna, si doveva prendere e ribaltare il tavolo, dire questa cosa qua non deve esserci nelle comunicazioni, né senza condizioni né che, invece c'è e con le condizioni. Vergogna, vergogna, dimissioni e sfiducia. Arriverà in Parlamento, Gualtieri, arriverà in Parlamento, siamo lì che ti aspettiamo. Vergogna.